disponibili. Buongiorno, sono Barbara Braghin, l'Empatico Giornale, sono qui al Vinitaly 2025 e ho il piacere di incontrare la presentatrice degli eventi del Vinitaly, Monica Vallerini, che tra l'altro è anche un'attrice e fa tante cose. Monica, a lei la parola, ci racconti di questa favolosa edizione. Beh, è molto bello essere qui di nuovamente al Vinitaly. Anche l'anno scorso ci sono stata assieme al mio compagno di viaggio che è Solimano. Presentiamo gli eventi all'interno qui della Regione Veneto. Come sapete e come vedete c'è un grande entusiasmo perché abbiamo il nostro presidente, ma non solo, abbiamo molte persone che si susseguono e quindi cosa facciamo? Noi invitiamo gli spettatori a venirci a trovare qui nello spazio della Regione Veneto per il Vinitaly 57esima edizione. Perfetto, è molto brava, faccio i complimenti, qui c'è molto fermento, evviva il Vinitaly, evviva! Viva il Vinitaly, viva il Veneto, ma l'Italia che praticamente qui espone le proprie eccellenze nel wine and spirits, perché ricordiamoci che c'è tutto un mondo e soprattutto dobbiamo sapere che cosa beviamo ed è un bere responsabile ed è un bere attento. Perfetto, grazie a Monica Vallerini, io sono Barbara Braghin, l'Empatico Giornale. Grazie Barbara Braghin. Ciao. Ciao.